Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Palermo, ancora lo Zen al centro della cronaca dopo la continua escalation di violenza nel quartiere. Nel pomeriggio la messa dell'arcivescovo Lorefice che ha detto: tutti abbiamo responsabilità, chi spara è un codardo. Nel Siracusa hanno trovato un'auto con all'interno delle ossa, potrebbero appartenere all'uomo scomparso ieri nel Catanese, ma servono ulteriori approfondimenti di indagine. Catania, dopo l'aggressione Epifania in ospedale per Elio, il 14enne aggredito da una baby gang in pieno centro. Al TG Sicilia la vittima del pestaggio rivela: mi hanno assalito in 12, ho ancora paura. Dopo il caso di violenza, il Tribunale per i minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale di padre e madre del bambino picchiato con un cucchiaio di legno, disposto il divieto di avvicinamento ai figli. Oggi la cerimonia nello stesso luogo dove 46 anni fa è stato ucciso Piersanti Mattarella. Per l'assassinio indagati di recente i capimafia Madonia e Lucchese, entrambi detenuti. In corso nuove indagini per far luce su un delitto ancora oggi senza mandanti. Influenza ospedale in tilt e la Sicilia a fare da capofila per numero di casi nell'ultima settimana. Il sindacato interviene. Chi conosce le sofferenze organizzative della nostra sanità non può stupirsi. Palermo tra calcio e mercato, Inzaghi prepara la partita di domenica a Mantova, il direttore sportivo Ossi si muove per l'acquisto di un altro giocatore d'attacco, si punta su Tramoni del Pisa. Serie C, Catania domenica al Massimino affronta la Cavese con Toscano che deve fare i conti con l'emergenza difesa e spera nel recupero di Allegretto. Di nuovo ben trovati, andiamo a Palermo e torniamo allo Zen dopo l'escalation di violenza dell'ultimo periodo. Nel pomeriggio la messa dell'arcivescovo Lorefice che dice: da oggi nessuno può più tirarsi indietro. Sit-in di associazioni residenti per rimarcare l'assenza delle istituzioni. Marco Gulla. Ci sono i bambini, ci sono le mamme, ci sono i residenti dello Zen, stanchi di dover essere ostaggio di una banda di malviventi. Nella chiesa del quartiere presa di mira in questi ultimi giorni con colpi di pistola e fucile, oggi pomeriggio la messa dell'Epifania officiata dall'arcivescovo Corrado Lorefice. 1000 persone presenti, anche politici, attivisti, abitanti del quartiere, liberi cittadini. Prima della messa un'assemblea per chiedere maggiore attenzione per il quartiere, per le associazioni, abbandonato ormai e senza presidi. Presente anche la commissione antimafia. Che se i cittadini per bene dello Zen si manifestano, tornano a essere protagonisti in questo quartiere, quelli lì saranno delle mosche bianche, potranno usare tutte le pistole che vogliono, saranno presi a calci del sedere dagli abitanti del quartiere. Essere qui oggi per nessuno può essere una passerella e un'assunzione definitiva di responsabilità. Chi spara è un balordo, ha detto durante l'omelia l'arcivescovo Lorefice. Questi eventi di violenza che possono sembrare intimidatori non solo non mettono paura, e questo lo dico non per spavalderia, ma perché dimostrano una debolezza, dimostrano che in questo quartiere c'è gente, ci sono istituzioni, c'è una comunità cristiana, ci sono associazioni che portano avanti il loro lavoro a testa alta e noi vogliamo camminare accanto a loro, anzi chiediamo a chi ha responsabilità che ci sia anche una progettualità di rigenerazione del quartiere, con grande chiarezza di idee, con determinazione, con fatti e non solo con parole. La vicinanza di oggi non deve svanire già da domani, ha invece detto padre Giannalia, parroco dello Zen. Noi non vogliamo fermarci, questo è sicuro, ma neanche possiamo fermarci, ormai abbiamo preso un cammino che dobbiamo andare avanti e lo dobbiamo per tutto quello che sta succedendo. Nel siracusano trovate un'auto bruciata con all'interno delle ossa. I resti potrebbero appartenere a Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso ieri a Catania, ma servono ulteriori approfondimenti. Francesco Aloi.
L'auto incendiata nascosta dal buio della sera, all'interno i resti umani, tutto carbonizzato. La scoperta è stata fatta nella tarda mattinata, nelle campagne di Carlentini, tra le province di Siracusa e Catania. Potrebbero essere i resti di Salvatore Privitera, 35 anni, residente al villaggio Sant'Agata, scomparso a Catania alla vigilia dell'Epifania. Dopo aver tentato inutilmente di rintracciarlo al telefono, i genitori hanno attivato il geolocalizzatore della vettura, che li ha condotti nelle campagne di Carlentini, una trazzera di Contrada San Demetrio. Adesso i carabinieri di Augusta sospettano che le ossa trovate possano essere proprio le sue. Al momento, però, nessuna certezza. Servirà prima l'esito dell'esame del DNA. Per risolvere questo giallo dell'Epifania, quindi, bisognerà aspettare ancora un po'. L'auto è stata posta sotto sequestro, mentre la scientifica è al lavoro per trovare elementi utili per ricostruire quello che è avvenuto. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. E si trova ancora in ospedale il 14enne aggredito da una baby gang in pieno centro a Catania. Al TG Sicilia, Elio, così si chiama la vittima del pestaggio, racconta: ho ancora paura, ci hanno assalito in 12. Tonino De Mana. Il bacio di mamma Simona, l'affetto di papà Roberto, che non lo lascia solo un attimo, e la calza, portata in segno di solidarietà dall'assessore alla Polizia Municipale Coppolino. Non si aspettava certo di trascorrere l'Epifania in ospedale Elio, il 14enne barbaramente aggredito da una baby gang in piazza Stesicoro, in pieno centro a Catania. Elio è ancora scosso, parla con un filo di voce, ma il suo racconto è sempre lucido. Non vedo molto bene ancora. Sono ancora, ho paura ancora, però tutto sommato sto bene. Mi ricordo che appunto c'erano questi ragazzi che hanno iniziato a prendermi prima la frontale, poi mi sono girato per proteggermi, per pararmi la testa, ma lo stesso da dietro, mentre che ero girato, mi è arrivato un pugno nell'occhio con il tirapugni. Ricordi quanti erano? In circa 12. Ancora sconvolta la madre. In 5 minuti, proprio solo in 5 minuti, mio figlio me lo stavano ammazzando. Quadro clinico in leggero miglioramento, ma per valutare danni bisognerà ancora aspettare. Elio ora sta bene e stabile. Quello che ha riportato era una frattura dell'orbita, cioè della struttura nella quale si trova l'occhio, e il problema principale è la visione doppia del paziente, che si spera possa rientrare, essere corretta nel post-operatorio. Gli autori della vile aggressione, tutti minorenni, sono stati identificati dalla polizia. Da mesi però Catania e il suo centro storico sono ostaggio di baby gang, ed ora si chiede di alzare l'asticella in nome per conto della sicurezza. Tra l'altro questi ragazzi mi hanno fatto sapere che non era la prima volta che si comportassero in questa maniera, pertanto bisogna alzare l'asticella, già l'amministrazione è molto attenta su questo fenomeno. Lei si è rivolto anche al questore per convocare un comitato per la sicurezza, quindi è segno evidente che un problema c'è a Catania. Il problema c'è, è evidente, e l'amministrazione con tutte le forze dell'ordine sono molto attente e faremo in modo di evitare che accadano questi eventi nei giorni futuri. Ancora a Catania, il patrigno che picchia il figlio della compagna con un cucchiaio di legno. Il Tribunale per i minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale di padre e madre e disposto il divieto di avvicinamento ai figli. Anche i servizi sociali finiscono sotto accusa. Emanuela Corsi. Qualcosa si muove nella vicenda del bimbo picchiato nel quartiere di San Cristoforo dal patrigno e ripreso in un video diventato virale su TikTok. Il Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della procuratrice Carla Santocono, ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre e della madre e disposto il divieto di avvicinamento a tutti e 4 i figli che al momento sono affidati ai nonni materni. Dopo la diffusione del video, nel quartiere è montata la rabbia e l'indignazione, tanto che l'uomo di 59 anni è stato picchiato e aggredito al Tondicello della Playa. Finito in ospedale, ha deciso poi di costituirsi. Fermato con l'accusa di maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre
le 3 sorelline, ieri è stato scarcerato dal GIP. Intanto, nelle more che il procedimento si concluda, è intervenuto il Tribunale per i minorenni, che ha anche nominato una tutrice dei bambini e ha chiesto alle forze dell'ordine di vigilare sul rispetto del divieto di avvicinamento, oltre che al servizio sociale di verificare con accessi a sorpresa il rispetto delle prescrizioni. Proprio i servizi sociali adesso sono finiti sotto accusa. Il bimbo lo scorso giugno era stato trovato dalla polizia su una bici mentre cercava di raggiungere la madre e le 3 sorelline in un centro commerciale dove si erano recate senza di lui. Del caso è stata interessata la Procura per i minorenni, che nel luglio successivo aveva incaricato i servizi sociali del comune di monitorare il nucleo familiare e alla fine dello stesso mese aveva sollecitato un'indagine che, secondo quanto emerso, però non sarebbe mai stata eseguita e neppure presa in carico, dopo altre segnalazioni di grave disagio familiare. Sono trascorsi 46 anni dall'omicidio di Piersanti Mattarella e ancora mancano le verità sui mandanti. Oggi intanto il giorno della commemorazione in via Libertà a Palermo. Maglio Viola. Quasi mezzo secolo è passato, ma la verità appare ancora lontana. Nell'anniversario dell'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio del 1980 sotto casa in via Libertà, tutte le istituzioni si raccolgono davanti alla lapide che ricorda l'eccidio per commemorare una pagina buia della storia di Sicilia, una delle tante. Ma l'attenzione quest'anno è alla nuova indagine della magistratura che ha portato ai domiciliari un ex prefetto. Filippo Piritore è accusato di essere stato il fulcro del depistaggio delle indagini facendo sparire una prova. Si trattava di un guanto indossato da uno dei killer e ritrovato nell'auto usata per l'agguato che scomparve nel tragitto fra il luogo del ritrovamento e il laboratorio di polizia scientifica. A questa indagine guardano tutti con rinnovata speranza per far luce su un delitto ancora oggi senza mandanti, senza responsabili certi. Io ho fiducia nel lavoro della magistratura e mi auguro che sia coronato da risultati che finalmente tolgono dubbi, mettono in luce i profili di una vicenda così terribile. Un ricordo indelebile naturalmente che lascia ancora dei punti oscuri sui quali la storia, ma credo che la realtà giudiziaria prima o poi acclarerà le responsabilità. Le piste sono ben chiare ormai. Ma non ci sono solo le indagini, la presenza massiccia delle istituzioni rappresenta una volontà di impegno forte nella lotta alla mafia, dice il presidente Schifani, per il quale Mattarella resta un punto di riferimento ancora attuale. Per il sindaco La Galla si tratta di un impegno che non è soltanto memoria, ma un modo per ribadire una lezione politica umana, mentre si concentrano sulla verità ancora mancante gli esponenti dell'antimafia regionale. Continua l'eruzione sull'Etna. La colata si riversa nella Valle del Bove con il fronte più avanzato che permane a quota 1360 metri sul livello del mare. Più a monte si osservano ulteriori flussi in sovrapposizione. Il tremore vulcanico che indica la risalita del magma ha raggiunto i valori alti, segno che l'eruzione andrà avanti. L'INGV di Catania registra anche attività esplosiva ai crateri. Nessuna conseguenza al momento sull'operatività dell'aeroporto di Catania. Intanto protestano le guide naturalistiche escluse dalla possibilità di accompagnare i visitatori sui punti panoramici del vulcano. L'ordinanza del comune di Sant'Alfio vieta infatti l'accesso a strade e sentieri dell'Etna, permettendolo esclusivamente ai gruppi accompagnati da guide alpine e vulcanologiche. Il sindacato dei medici siciliani, il CIMO, lancia l'allarme. L'influenza mette in ginocchio gli ospedali. Arriva poi l'appello alla politica. Chi conosce la situazione della sanità sull'isola non può mostrare stupore. Orazio Longo. Per molti sono state vacanze amare, con l'influenza che ha colpito duramente, febbre alta, forte mal di gola, fiato corto, astenia. Se nelle ultime 2 settimane l'incidenza delle sindromi di questo tipo ha fatto registrare in Italia un deciso balzo in avanti, con un picco che è coinciso con il periodo a cavallo tra Natale e Capodanno, è la Sicilia a fare da capofila per numero di casi nell'ultima settimana. Unitamente a una scarsa adesione alla campagna vaccinale e a un'elevata virulenza, il virus manifesta oggi tutti i suoi effetti negativi, con un numero inusitato di pazienti con disturbi respiratori anche gravi, dice Giuseppe
Giuseppe Bonsignore, segretario regionale del CIMO, il sindacato dei medici. Ma non è un problema solo di salute, semmai anche di organizzazione e di appesantimento del carico di lavoro degli ospedali. I pazienti, dice Bonsignore, si sono riversati in un periodo ristretto nei già sofferenti ospedali siciliani e nei pronto soccorso che sono andati in tilt, mentre il personale ha dovuto affrontare doppi e tripli turni di lavoro. Insomma, corsie in affanno, contagi sopra la media nazionale e una variante più epidemica. Bonsignore lancia un appello alle istituzioni. Con il venire meno dell'apporto del privato accreditato durante le feste, dice il segretario del CIMO Sicilia, e una insufficiente assegnazione di posti letto per acuti alle strutture pubbliche, si parla da quasi 2 anni della nuova rete ospedaliera, ma alla fine se ne sono perse le tracce. E con la riapertura delle scuole, la corsa dell'influenza potrebbe riprendere ancora con più vigore. E nel contesto che abbiamo sentito all'interno del nostro servizio, il Policlinico di Palermo ha istituito una task force dedicata alla gestione dell'emergenza influenzale e del sovraffollamento dei pronto soccorso. Tra le ipotesi allo studio vi è anche la trasformazione di posti letto attualmente a bassa occupazione in posti letto di area medica. Cambiamo decisamente argomento. A Messina si chiude il progetto per portare il Natale nelle periferie. Oggi è stato il turno della Befana che ha lietato la giornata che conclude le festività. Giusy Lazzaro. A Messina arriva la Befana e porta la gioia tra i più piccoli del quartiere Giostra Ritiro. Nel centro polisportivo i bambini hanno festeggiato l'arrivo dell'anziana signora con canti e giochi. Immancabile la tradizionale calza della Befana per allietare la giornata che conclude Natale insieme in periferia, voluta dal centro sportivo siciliano, dalla parrocchia Santa Maria di Gesù, dal comune e dalla CISL. Solo dalle periferie possiamo ripartire per un recupero della città nel vero senso della parola. Ancora qui insistono valori importanti su cui bisogna lavorare tutti insieme per valorizzare e dare opportunità soprattutto ai ragazzi del quartiere. La festa della Befana chiude una serie di iniziative che quest'anno hanno coinvolto le realtà periferiche della città per una maggiore integrazione e partecipazione dei giovani al tessuto urbano. Siamo stati a Caltabellotta, nell'Agrigentino, dove il borgo per le feste si trasforma in un grande presepe vivente, una vera comunità in scena. Davide Sarto. Caltabellotta torna a incantare e si trasforma ancora una volta in un grande presepe vivente a cielo aperto. Con la 31esima edizione di Caltabellotta Città Presepe, il borgo dell'Agrigentino si conferma tra le rappresentazioni natalizie più suggestive di tutta la Sicilia, dove l'intero paese partecipa al presepe trasformando il borgo in una comunità in scena capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Vicoli illuminati, scorci antichi, atmosfere cariche di spiritualità. Il centro storico diventa una vera e propria scenografia naturale dove prendono vita mestieri d'un tempo, scene di vita quotidiana, musica, teatro e degustazioni di prodotti tipici. Caltabellotta che si mette in mostra, che si mette in vetrina con tutte le sue eccellenze sia gastronomiche ma anche culturali, storiche e poi con la sua comunità che partecipa all'interno della manifestazione in maniera sempre più numerosa. Quest'anno una manifestazione molto più strutturata grazie anche alla collaborazione con la Futuris e alle associazioni locali che si confermano come dire, il cuore pulsante di questa manifestazione. Un percorso emozionale che intreccia tradizione, memoria e identità, rendendo l'evento uno dei simboli più autentici del Natale siciliano. Ricco anche il cast artistico che anima le stradine del borgo tra figuranti, musicisti e compagnie teatrali. Caltabellotta, dove il Natale prende vita. Più di 500 iscritti alla Run to Castles nel Catanese, gara da record e 2 vincitori. Sono Salvatore Maccarrone e Desiré Di Maria. Tonino De Mana. Dal castello normanno di Aci Castello al castello Orsino, poco più di 10 chilometri tra bellezze naturali e storiche per poi finire braccia levate in segno di trionfo. Salvatore Maccarrone e Desiré Di Maria si aggiudicano la 5ª edizione della Run to Castle, gara podistica internazionale da record con oltre 500 iscritti. Appena arrivati al traguardo le prime parole dei vincitori. Rispetto a 3 anni fa ho migliorato il tempo, sono molto soddisfatto, è una gara che mi è sempre piaciuta fare, anche se il secondo anno comunque sia è sempre bella fare da castello a castello. Hai una dedica da fare? La dedica come 3 anni fa
la farò sempre ai miei nonni, che ormai non ci sono più. Quest'anno è arrivata questa bellissima vittoria, sono felicissima di essere qua per correre questo tratto suggestivo, strada mare tutta scogliera, è sicuramente qualcosa di particolare, di spettacolare. Già allo start la vittoria degli organizzatori. Record dei partecipanti della quinta edizione e tra l'altro anche moltissimi stranieri, quindi diciamo una gara che acquista anche un carattere internazionale. Soddisfatto il consigliere del primo municipio Buglio. Vedere Castellorsino animato da tanti atleti, tante persone è un motivo di orgoglio. Vince lo sport nel suggestivo scenario del Castellorsino, poi il raduno tra sorrisi e tanta goliardia. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, fra poco spazio al calcio. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale, lo sport in primo piano, fra poco il calcio, ma intanto una notizia di basket nella situazione surreale della Shark di Trapani, il momento difficile, ora conosce anche la platea internazionale, infatti il caos di Trapani in Champions senza giocatori con un match che dura, pensate, appena 7 minuti, una gara surreale che finisce 38-5 per l'Olon con la Shark con soli 5 giocatori e dunque senza panchina che poi deve dare forfait. Andiamo adesso al calcio con la Serie B, mercato ma anche campo per il Palermo, visto che domenica i rosanero torneranno a giocare, lo faranno a Mantova. Il DS Osti punta su Tramoni del Pisa. Marco Gullà. Tra campo e mercato, da un lato il Palermo lavora per la prima partita del 2026, ovvero quella di domenica a Mantova. Dall'altro il direttore sportivo Carlo Osti, dopo aver ceduto Bardi e Brunori, pensa adesso a consegnare a Pippo Inzaghi un altro attaccante. Osti punta deciso su Matteo Tramoni e lavora per trovare la formula giusta con il Pisa. È il profilo individuato come prima scelta per rimpiazzare Brunori. Inzaghi lo conosce bene, apprezza la qualità tecnica e la duttilità che può offrire tra centrocampo e attacco, e lo considera un elemento in grado di legare il gioco e garantire intensità sul breve periodo. Non a caso Tramoni è stato uno dei punti di riferimento dei nerazzurri nella stagione che ha portato il Pisa alla promozione in Serie A. Dal Pisa piace anche Moreo, il club nerazzurro proprio ieri ha chiuso per un attaccante del Vittoria Plzen e per Moreo potrebbe esserci meno spazio. Il Palermo sta alla finestra in attesa. Intanto per la gara di Mantova Inzaghi spera nel totale recupero di Beresischi, il difensore migliora ma non è ancora al top. Il tecnico rosanero in avanti non cambierà, si va verso la conferma di Palumba e Leduaron alle spalle di Poyampalo. A Mantova sarà esodo rosanero, biglietti del settore ospite andati a ruba nel giro di poche ore, al Martelli oltre 950 tifosi del Palermo. Andiamo adesso in Serie C con il Catania al secondo posto dopo la vittoria del Benevento con il Crotone. Domenica al Massimino arriva la Cavese, Toscano deve fare i conti con la squalifica di Celli e confida nel recupero di Allegretto. Francesco Triolo. Il Catania guarda oltre in un campionato dove anche i divari tecnici possono essere azzerati da grinta e agonismo. I rossazzurri lo hanno sperimentato sulla propria pelle anche a Foggia. Un errore, una disattenzione può costare cara. Serve stare sul pezzo sempre. Toscano lo dice da tempo che partita per partita si costruisce l'obiettivo finale pur nelle difficoltà del match e del momento. E non è che queste manchino per adesso. Guardare oltre significa guardare già la sfida con la Cavese dove la situazione in difesa è d'allarme rosso. Mancherà lo squalificato Celli, Allegretto non è in condizioni ottimali, Gherardi è ancora out e si spera di recuperarlo per Monopoli. E allora Pieraccini e Di Gennaro sono le certezze, tutto il resto è da costruire. Il tecnico ha questi giorni a disposizione per provare e riprovare. Quaini, Martic possono essere soluzioni d'emergenza per la difesa, ma la speranza è quella di avere Allegretto a disposizione. Almeno inizialmente si potrebbe tamponare così ed evitare troppi spostamenti. Torna Lunetta davanti dopo la squalifica, c'è Jimenez, c'è anche Bruzzaniti da inserire, perché no, magari dal primo minuto subito gettato nella mischia. Ci sono Rolfini, Forte e Caturano davanti, insomma il materiale non manca, bisogna solo trovare la chiave giusta, anche perché il Benevento nel posticipo ha vinto e si è ripreso la vetta della classifica, ma domenica è atteso dalla trasferta di Caserta contro una squadra che si è presa il terzo posto. Se non è scontro diretto poco ci manca e allora il Catania non può fallire per poi mettersi davanti alla TV e vedere come va a finire al Pinto, perché questo è un campionato che si gioca partita per partita, ma anche a distanza.
Adesso un'altra piccola pausa per noi, a fra poco. Bene, davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.